Arriva lui, nulla, neanche l'amore lo strappa alle voci registrate, ragazzi. Sì. L'unica oasi rimasta. Sì. Si avvinghia sui telefoni. Con una mano è lì al cellulare e l'altra digita i numeri. È incredibile. Sei stato ingaggiato dalla team? Dai, apri il microfono, bastardo. Forza. È stato ingaggiato dalla team per? Al posto della Belen Rodriguez, no? Sì. Lui che adesso sarà nel campo, insomma, a girare lo spot, no? Uh-huh. Prima Pronto? Pronto? Sì? Pronto? 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 Cambiamo numero, dai, è lì ma non risponde. Andiamo avanti, magari non conosceva il linguaggio. Riprovano a chiamare il Sumero, mi sa, Addirittura? Oh, sì. Adesso mi emoziono, Sapete che dopo Mister Lambretta, dopo Don Ciro, dopo gli altri personaggi è arrivato il Sumero, Vediamo un po', Mannaggia, è occupato. Il Sumero è occupato. La cosa ci rende tristi. Ragazzi, ma il Sumero è fantastico, Ricordiamo che io li battezzo poi in base alla loro caratteristica, e quindi sono nati i Fish Brothers e tutti gli altri, no? Sì. Portiamo anche il mito Francesco Marciano. Pronto? Pronto? Pronto, chi è? Pronto? Ma te? Pronto? Pronto? Dove? Io non capisco niente. Pronto? 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 Chi è che parla? Ma te? Come? Dove? Ma come ti chiami? Pronto? Pronto? Come? Ma te? Ma che cazzo dici? Non capisco. Ma sei italiano o no? Pronto? Pronto? Dove? Ma fammi parlare con chi ne parla prima di te. Pronto? Ma che cosa vuoi? Adela? Ma te? Ma io sono sola, sono vecchio, sono andata a casa chiusa. Pronto? A me parla. Pronto? Pronto, parli tu. Pronto? Pronto? Ma te? Ma non si pazzo o che sì? Dove? Chi è? Pronto? Pronto, parli tu. Ma vai a chi gli ha detto pronto? Ma te? Come? Dove? Il Sumero, ragazzi, è un nuovo mito. Io avevo detto, insomma, era sorpresa che abbiamo fatto un po' gli amici che magari il sabato non ci ascoltano, sì, ragazzi. Il Sumero colpisce ancora. La maledizione del Sumero. Fantastico, ragazzi, fantastico. Il mistero. Andiamo a battaglia. È stato riesumato. A battaglia. Il Sumero. Pronto? 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 Ma te? Pronto? Pronto? Dove? Ma c'è un'interferenza. Pronto? Ha messo giù questa signora, ragazzi, grande successo del Sumero oggi, protagonista assoluto di questa giornata delle voci registrate. Sì. Vi spieghiamo com'è nato. Lui parlava normale, il Sumero, perché stava facendo una voce registrata. Ma dopo proviamo a richiamarlo, dai, il Sumero, che era occupato. Avere il suo numero e poi iniziò a sclerare così, parlava in Sumero. Sì. Pronto? Pronto? Sì?
Pronto? Ma te? Scusate, non capisco. Pronto? Sì, pronto. Dove te? Ma io non capisco quello che dite. Come? Non capisco cosa dite. Ma te? È uno scherzo. Pronto? È uno scherzo. Pronto? Pronto? È uno scherzo, dico, che state facendo? Ma te? No. Pronto? Pronto, mi continuate a dire pronto, ma chi siete, che volete? Dove te? Avete sbagliato numero. Come? Avete sbagliato numero. Pronto? Avete sbagliato numero. Dove? A te? Ti prego, riproviamo a chiamare il Sumero, ci proviamo in chiusura, dai. Ce l'hai il numero? Chissà se Ivano ha il numero del Sumero. So se Ti siamo prego, riusciti ad archiviare. dimmi che ce l'hai. Ce l'hai? Pensa di sì, vediamo. Ok. Il Sumero. È sempre occupato. Ok, proviamo Attenzione Lambretta. perché Ivano vuole far chiamare il mister Lambretta dal Sumero, Sentiamo. Il Sumero, la genesi. Ragazzi, il Sumero è incredibile. Sì. Però se ci rispondesse, mannaggia, sentiamo se riusciamo a beccare il Sumero in persona. The Sumerman. The Sumo. The Sumo. Sumo. Pronto? Pronto? Corrado? Pronto? Corrado? A te? Corrado? Ma te? Corrado? Pronto? Si sentiva Lambretta da lontano. Va bene ragazzi, ci fermiamo qui, ma ricordate che il Sumero ci attende. I tappi su Radio Kiss.